Ritorno alla concretezza, incontro aperto ai cittadini di Fiume Veneto per un confronto su temi di interesse regionale e comunale. Lunedì 23 aprile alle 18:30 nell'ex latteria di Praturlone. Oltre a Cesare Bertoia, che era nostro ospite poco fa, ci sarà anche Jessica Canton, che è candidata con le liste civiche Forza Italia e Lega a sindaco di Fiume Veneto. Ritorno alla concretezza. Che vuol dire? Sì, direttore, il ritorno alla concretezza è quello che ci chiedono i cittadini e che confermano in questi incontri che abbiamo avuto in queste settimane, in questi mesi. Il ritorno alla risposta ai problemi concreti, ai problemi del territorio, della manutenzione, della cura. Abbiamo molte strade bianche che percorrono il nostro comune. I cittadini ci chiedono di risolvere dei problemi che per troppo tempo sono rimasti irrisolti e la soluzione quindi a queste problematiche è una soluzione a problematiche di carattere comunale, ma che a volte investe anche competenze che sono sovracomunali, che sono competenze regionali, ed è proprio per questo che abbiamo pensato a questo incontro, perché a maggior ragione con lo smantellamento della provincia Fiume Veneto deve veramente ritrovare un proprio ruolo. Senza questo passaggio intermedio appunto della provincia e quindi questo rapporto diretto con la regione ora è ancora più importante. Parleremo di viabilità, parleremo di trasporti, parleremo di economia, tutto quello che serve per consentire anche al comune di Fiume Veneto di crescere. Immagino che il fatto che ci sia Bertoi è anche per far capire che a questo punto un collegamento diretto con i vostri rappresentanti in regione. Senz'altro il sostegno dei partiti, quindi di Lega e di Forza Italia, ci consente veramente di poter avere un filo diretto con il futuro governo regionale che ci auspichiamo appunto essere un governo regionale di centrodestra. Grazie Jessica Canton, Grazie, ci vediamo la prossima settimana. Negli ultimi giorni è Grazie. candidata a sindaco di Fiume Veneto. Ha aperto i